L'ha seguita nel bagno di un locale del Cividalese dove ha abusato di lei, vittima una bimba di meno di 10 anni. Lì il violentatore, veneziano tra i 40 e i 50 anni, ora agli arresti, l'ha toccata e si è strusciato sul corpo della bimba, allontanandosi poi di corsa. La piccola, sconvolta, è andata subito a raccontare tutto a un parente che insieme ad altri ha rincorso il veneziano allertando i carabinieri. Una violenza mostruosa e che, se anche non spinta sino all'abuso della ragazzina, rappresenta di certo uno shock difficile da superare. Ora la piccola, con l'aiuto di una psicologa, sarà sentita per una ricostruzione della terribile vicenda. Il violentatore italiano che vive a Venezia è stato arrestato nella notte dai carabinieri di Cividale del Friuli, in provincia di Udine. L'accusa è violenza sessuale. Il fatto risale a ieri pomeriggio in un locale del Cividalese. L'uomo e la bimba non hanno legami di parentela e tra loro l'incontro sarebbe stato del tutto casuale. Tanto è bastato far scattare l'istinto maniacale dell'uomo. Dopo aver abusato della bimba e l'inseguimento è partita l'indagine dei militari. Un quadro definito subito chiaro per le tracce organiche che il veneziano aveva addosso e per altri elementi raccolti sul posto dai militari dell'Arma.